Sono presenti sul territorio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Solo nel 2018 hanno svolto oltre 5.000 ore di presidio sanitario in 265 manifestazioni. Sono i volontari della Croce Bianca PAV Onlus che a fine mese spegnerà ben 40 candeline. Un traguardo importante per una realtà che presta servizio quotidianamente a tutta la cittadinanza veronese sin dal 1979 e che conta di farlo per molti anni ancora. Certo, noi li chiamiamo internamente i nostri primi 40 anni. Questo vuol dire che è un arrivo, però è anche un punto di partenza, perché siamo ancora giovani, pensiamo di poter fare tante cose e di essere sempre più utili alla collettività come abbiamo fatto fino ad ora. Allora, Croce Bianca è abbastanza importante perché tanti anni che è presente, insieme anche a altre croci ovviamente, e devo dire che sentendo in giro, qua me ne posso vantare, che è qualificata come un'associazione di volontari seri, preparati. Oltre 300 i volontari che giorno dopo giorno si prendono cura dei pazienti che si prestano alla formazione delle nuove leve della Croce Bianca durante le 42.000 ore dei corsi organizzati ogni 6 mesi. Allora, l'associazione oggi ha più di 300 volontari e anche dei dipendenti, ovviamente siamo in 11 dipendenti. 7 le ambulanze attrezzate, un'automedica e un fuoristrada posteggiate fuori dalla sede dell'associazione in piazza Bacanal, a bordo pronti per partire, persone che hanno fatto dell'altruismo uno stile di vita. La cosa che dà più soddisfazione è di avere la consapevolezza di aver investito delle ore che potevamo sfruttare per fare qualsiasi altra cosa, però di averle usate per dare una mano a qualcuno.